Tiramento, senti! Accolto da 21 salve di cannone sparate dal cacciatorpediniere Luigi Duran della Penne, ancorato in bacino San Marco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in piazza San Marco accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini per i festeggiamenti dei 60 anni della Scuola Navale Militare Francesco Morosini, una ricorrenza che era stata posticipata l'anno scorso a causa delle restrizioni del Covid e che è stata scandita dalla banda musicale della Marina Militare. Schierati accanto a 350 ex allievi, altri 168 allievi dei 3 corsi della scuola navale hanno prestato solenne giuramento in un contesto internazionale, ha sottolineato il ministro Guerini, deteriorato dalla brutale aggressione dell'Ucraina, che richiede un maggiore impegno della Marina Militare in un rafforzamento della sicurezza fondata sui pilastri dell'Unione Europea e della NATO. Nel pieno rispetto degli ideali liberali e democratici sanciti dalla nostra Costituzione, a cui si aggiunge, non meno importante, l'attività di rappresentanza che le navi della nostra Marina svolgono in tutto il mondo. Ragazzi e ragazzi, affidatevi ai vostri comandanti e docenti, fate tesoro dei valori del giuramento e di ciò che state apprendendo in questa meravigliosa stagione della vostra esistenza. Quella di Mattarella è stata una visita lampo. La permanenza in città è durata poco meno di 3 ore, ma non per questo è stata meno densa di significato. Il presidente ha anche salutato i parenti dei cadetti e i giovani alunni di alcune classi elementari e medie veneziane. Un arrivederci alla prossima visita. È stato un onore per tutti noi accogliere il nostro presidente, votato da poco, che ho avuto l'onore di votare. Mattarella è un punto di riferimento, è il punto di riferimento dell'unità nazionale. E il fatto che sia stato qui con noi oggi a Venezia è stato un momento di festa per tutti noi.